Buonasera, ospite di questo nostro approfondimento settimanale questa sera la dottoressa Maria Antonietta Testone, nominata coordinatrice regionale del Movimento Azzurro Donna per il partito di Berlusconi. Grazie dottoressa per aver accettato il nostro invito. Allora dottoressa, come si arriva a questa nomina di coordinatrice regionale di Azzurro Donna? Devo dire che c'è stata sempre una militanza all'interno del partito. Io sono stata anche amministratrice nel comune di Sciacca per un breve periodo in quota, diciamo, Forza Italia, ma il movimento femminile di Azzurro Donna viene un po' ripreso da un anno a questa parte, proprio perché il presidente Berlusconi ha voluto investire sulle donne, ritenendo che le donne rappresentano un valore aggiunto e non solo all'interno del partito politico, ma proprio come risorsa nel tessuto sociale e culturale dei territori. La nostra coordinatrice nazionale è la deputata onorevole Katia Polidori, una donna di grande spessore, di grande esperienza politica, ed è quella che ci sta guidando in questa prima esperienza. Certo, ci insediamo con l'emergenza del Covid, quindi questo chiaramente non mi ha facilitata nel lavoro e nel portare avanti iniziative, però malgrado tutto questo, diciamo, sono riuscita a fare una rete a livello regionale, individuando per ogni provincia le coordinatrici provinciali e poi da lì a seguire tutti i coordinamenti nelle città. Quindi l'idea è quella proprio di fare una rete che sia veramente radicata e presente su tutto il territorio e che si occupi di più delle tematiche dell'universo femminile, anche se Azzurro Donna non interviene solo sugli aspetti, diciamo, dell'universo della donna, e questa è anche stata una precisa scelta del presidente Berlusconi, che ci ha dato ampio raggio di interventi e quindi un'attenzione particolare sì chiaramente al mondo femminile, ma noi abbiamo la possibilità di entrare nel dibattito. Cioè di diventare parte attiva della politica del partito. Certo, di diventare parte attiva della vita politica del partito, e proprio il nostro compito è quello proprio di individuare delle persone che vogliono spendersi per fare politica, perché in questo momento c'è stato un po' un allontanamento di carattere generale verso la politica, una sorta di disinnamoramento. Sì. E quindi l'idea è quello proprio di recuperare un po' questa passione, questo amore per la buona politica attraverso le donne, che sono sempre state un po' più distanti, no, dalle esperienze politiche ed amministrative, e quindi è una sorta veramente di investimento rispetto a queste questioni, e stiamo portando avanti anche delle belle iniziative a livello nazionale, quindi poi a cascata su tutte le regioni, e chiaramente con il tempo cercheremo di essere un po' più incisive. È chiaro che nella fase iniziale le difficoltà chiaramente ci sono, è inevitabile. Il momento di emergenza sanitaria non ci ha agevolato, però io devo dire che dopo un anno dal mio insediamento, nel bilancio posso ritenermi abbastanza soddisfatta. Ecco, l'approccio con le sue colleghe donne in questo anno com'è stato, giusto per fare un po'? La difficoltà è proprio, certo, perché noi abbiamo una rete nazionale, quindi con i coordinamenti nazionali, e allora lì ci si confronta sugli aspetti di ogni regione per vedere cosa ci accomuna e cosa possiamo portare avanti tutte insieme. Però nell'individuazione delle persone, per quanto mi riguarda nella mia regione, c'è stata una maggiore difficoltà, non conoscendo e non avendo la possibilità di conoscere in maniera diretta le persone, quindi è un colloquio telefonico la prima, la seconda, la terza volta. Devo dire che tutto sommato sono delle bellissime persone, tutte le coordinatrici provinciali che sono state individuate, grazie chiaramente anche al coordinatore e ai coordinatori provinciali che c'erano sul territorio. Mi hanno indicato delle persone che diciamo hanno molta voglia di spendersi per il partito, e con grande capacità professionale e politica ed anche esperienze pregresse, quindi le capacità, diciamo, non mancano. Certo.
quello che riusciamo a portare avanti, anche piccole iniziative, lo facciamo anche volontariamente, perché noi non abbiamo disponibilità economiche o risorse autonome, quindi diciamo tutto quello che noi riusciamo a fare lo facciamo tassandoci, anche perché ci tengo a precisare che questi non sono ruoli retribuiti, ed è bene che questo si sappia, perché il pensiero un po' della gente può essere quello di pensare che siano incarichi retribuiti, quando in realtà così assolutamente non è. Lo si fa perché si crede in un progetto politico, perché c'è la passione di voler fare qualcosa di importante, di utile, di spendersi per il territorio, per cercare di recuperare indubbiamente come dire, degli errori che sono stati fatti, perché se oggi ci troviamo con una crisi rispetto a quelli che sono i veri valori della politica, lo si deve probabilmente ad una gestione che non è stata diciamo eccellente, e quindi da qui l'allontanamento della gente. Una gestione molto maschile, insomma. Il mondo, devo dire che la nostra società è tutta al maschile, sia nel mondo del lavoro, nel mondo cioè è una società organizzata al maschile. Ma il mondo della politica è ancora più maschile, quindi la donna che comunque si affaccia e che si vuole impegnare viene vista come l'usurpatrice di un ruolo che non le appartiene, e quindi anche ci si scontra anche con questo retaggio culturale, no? Perché poi si fa squadra e la donna non riesce ad entrare in questa squadra che è maschile, perché la politica è fatta di voti, è fatta di consensi, ma per avere voti e ad avere consensi bisogna avere dei ruoli che consentono di farci conoscere e dare la possibilità di sperimentarsi. Se tutto questo non c'è, se manca l'esperienza pregressa, si parte svantaggiati. Ecco perché sono importanti le quote rosa. Le quote rosa sono importanti perché impongono la presenza della donna. Quando si raggiungerà la parità, allora probabilmente queste quote rosa, che per certi aspetti ci mortificano perché non dovrebbero esserci, si potranno abbandonare, ma non in questo momento, perché se in questo momento non ci fossero le quote rosa, nessuno di noi sarebbe nei comuni ad amministrare. Perché, dottoressa? Ma perché in una società civile dovremmo avere pari dignità, pari opportunità, e quindi non capisco perché io devo avere un'agevolazione, perché questo potrebbe essere. In realtà questa forma di agevolazione, di obbligatorietà della presenza delle donne in alcuni contesti è determinata dall'eccessiva esclusione che c'è stata negli anni precedenti. Allora, per dare la possibilità anche alle donne di dimostrare che noi siamo capaci, no? Non abbiamo avuto le stesse opportunità, quindi queste stesse opportunità ci devono essere garantite. Ecco perché in questo momento storico è importante che ci siano le quote rosa. Sì, perché quando si fanno le liste spesso chi fa le liste, insomma, ha il problema delle quote rosa. Certo, c'è il problema della quota. Come un problema. Sì, è vissuto come un problema. Anche la presenza della donna in giunta è vissuto come un problema. Cioè dare un assessore ad una donna è un po' una penalità che ha il partito. Per questo è veramente mortificante. Anche le quote rosa, quando si fanno le liste, spesso siamo, come dire, riempitivi. Allora bisogna preparare e bisogna che noi siamo pronti a scendere in campo e quindi avere un'esperienza, riuscire ad entrare nel dibattito politico, e quindi il nominativo riempitivo non serve a nessuno, anzi mortifica ancora di più, perché poi non si è in grado di dimostrare assolutamente nulla. E invece se ci sono donne che credono nel progetto politico, che sono preparate attraverso una scuola, attraverso dei riferimenti anche di donne importanti, come può essere per esempio nel caso nostro con la Polidori, che con gli incontri, diciamo, e con il confronto continuo ci si prepara, si acquisisce quell'esperienza e si comprende meglio quali sono le dinamiche politiche, perché politico non si nasce, ma politico lo si diventa con l'esperienza, ma l'esperienza bisogna pur farla. Ricordo che qualche mese fa ci fu una forte polemica all'interno del governo Musumeci, perché tolse l'unica donna che c'era come assessore, che tra l'altro era una forzista, era un'azzurra, Bernadette Grasso, una donna molto Bernadette Grasso, se non ricordo male, che tra l'altro
fu anche sindaco di... Sì, una donna molto in gamba, con grande esperienza. L'ho conosciuta, sì. Perché poi, diciamo, attualmente la giunta Musumeci non ha... No, ha la donna perché adesso è subentrato all'assessore Piero Bon, quindi adesso la donna... Ecco, sì, la però donna ricordo che insomma, però, vede, ci fu una forte presa di posizione non solo all'interno del vostro partito, ma all'interno di un movimento di donne eterogeneo tra i vari ma gruppi guardi, politici. che se ne dica, fu buona forzatura, insomma, levare Piero Bon e mettere... Però devo dire che, guardi, Forza Italia è un partito che veramente crede nelle donne, ma non soltanto, diciamo, così come filosofia di partito, ma concretamente, perché se lei analizza un po' le cariche politiche di questo ultimo anche governo, sono tutte donne, la Presidente, del capogruppo all'interno della Presidente del Senato, la capogruppo del gruppo parlamentare è una donna, le 2 ministre sono donne, cioè, dico, Forza Italia ha sempre valorizzato le donne e quindi ha avuto la capacità di dimostrare che le donne sono capaci, perché ha messo in campo donne che hanno dimostrato di saper fare politica, che si sono distinte per la loro capacità, per il loro spessore, per la loro serietà, per il loro rigore. Quindi proprio Forza Italia è uno dei pochi partiti che poi alla fine predica e applica bene, al contrario di altri partiti che predicano bene ma poi applicano male, perché poi di fatto quando si devono andare a sedere si sedono gli uomini ed escludono le donne, e questo diciamo succede anche laddove non dovrebbe succedere, in partiti che storicamente hanno fatto della mission delle pari opportunità veramente una mission propria, e poi in realtà non si relazionano così negli aspetti concreti e nel pratico. Ricordo che quando ci fu questa polemica, questa forte presa di posizione del fatto che all'interno del governo Musumeci mancava una donna, si fece anche il suo nome, ricordo bene, insomma, nella stampa uscì fuori il suo nome come eventuale assessore, diciamo, del governo Musumeci, poi insomma non andò così. Sì, perché il ruolo, insomma, di coordinatrice regionale, così, però insomma dico poi le cose sono andate in maniera... L'approccio delle donne invece nella nostra provincia? Allora, noi come provincia di nel cercare di infatti catturare il consenso. Certo, la rete a livello provinciale è anche quella più corposa, perché chiaramente è il mio territorio e quindi io sono riuscita a coinvolgere più persone. E quindi c'è anche perché Forza Italia nella nostra provincia, devo dire che è un partito veramente molto presente, molto vivo, e quindi abbiamo un'ampia, come dire, un ampio consenso dimostrato, e quindi mi viene più semplice lavorare qui ad Agrigento, cioè ad Agrigento, in provincia di Agrigento, certo, che non nelle altre province dove io riesco, sì, però è chiaro che poi tutto viene demandato alle altre coordinatrici provinciali. Però dico, non ultimo, per esempio, un'iniziativa che a me piace molto, anzi ho l'opportunità di dirlo, abbiamo fatto una bellissima iniziativa, ritengo che è molto significativa, per la festa, in occasione della festa della mamma. E noi ci siamo appoggiati ai carabinieri ed siamo riusciti a consegnare tramite appunto i carabinieri dei doni, un piccolo pensiero alle donne che sono nelle case rifugio, che quindi vivono, diciamo, in una situazione di protezione. Perché? Perché è importante che il messaggio, perché si parla sempre di contrasto alla violenza sulle donne, però è importante non fare sentire queste donne sole, è importante far sentire loro che le istituzioni sono presenti, e quindi questo è stato proprio un pensiero che abbiamo voluto avere noi azzurre nei confronti di chi purtroppo vive una situazione sicuramente dolorosa e difficile, ma certamente coraggiosa. Ecco, la sua esperienza politica come amministratrice comunale a Sciacca, quanto la sta aiutando anche in questo momento?
L'esperienza di amministratrice è stata un'esperienza veramente molto bella e costruttiva, perché è un'esperienza che fortifica e quindi un'esperienza che ci fa scendere veramente in campo e che inevitabilmente ci fa comprendere poi quanto sia difficile amministrare, perché il momento è veramente particolare, quindi i comuni si trovano in una, quasi tutti i comuni si trovano in una condizione di difficoltà economiche e finanziarie, e accanto a queste difficoltà economiche si contrappone anche lo svecchiamento che hanno subito le amministrazioni, perché la quota 100 sostanzialmente ha veramente svuotato del personale tutte le amministrazioni, senza avere più delle volte la possibilità ad assumere, quindi quelle poche persone che erano alla memoria storica, che riuscivano a portare avanti l'attività amministrativa dei comuni, adesso invece ci si ritrova veramente con grande difficoltà, perché non ci sono più i tecnici. Ecco che da lì nasce la difficoltà a presentare, a partecipare ai bandi, a fare i progetti, perché materialmente non ci sono, non c'è il capitale umano, non c'è più, e quindi è difficile riuscire, un comune che deve far fronte a tutte le situazioni di una città, dalle piccole alle grandi cose, non c'è una situazione che non ricada sull'amministrazione comunale, e quindi a far fronte alle emergenze chiaramente si riesce poi poco a, come dire, riuscire a fare un programma che sia facilmente, diciamo, realizzabile, perché poi di fatto tutto viene scombussolato dall'emergenza che viene, e quindi di fatto è una continua corsa nel tamponare situazioni emergenziali. In tal senso il ministro Brunetta, che ha la delega della pubblica amministrazione, recentemente ha avviato una campagna, proprio un bando per assumere tantissimi giovani nella pubblica amministrazione, proprio, diciamo, per ottemperare a questo vuoto. Al vuoto, perché poi guardi, io credo che sia ancora in questa fase di emergenza Covid, l'inadeguatezza delle amministrazioni, secondo me, è venuta ancora più, diciamo, emersa ancora di più, e quindi inevitabilmente indietro non si torna. Quindi le modalità di lavoro che sono state sperimentate in questo periodo, quindi tutte le attività che si fanno da remoto, è chiaro che dovranno continuare. Però dall'altro lato c'è come dire, la difficoltà dell'impiegato che ha già 60 anni, perché questa è l'età media, che ha difficoltà ad andare avanti, come dire, ad andare dietro a questi processi informatici che sono velocissimi. Allora lì c'è la necessità veramente di un ricambio generazionale, e quindi le nuove generazioni devono chiaramente avere come dire, la possibilità di entrare in questo mondo, ed entrare in questo mondo prima che le ultime persone vadano in pensione, perché alle nuove competenze bisogna affiancare l'esperienza, perché l'esperienza di 30 anni di attività amministrativa di un funzionario non può essere buttata così perché va in pensione e quindi non rimane niente a nessuno. È chiaro che ci deve essere un affiancamento che deve essere fatto in questo ultimo quinquennio, perché poi la gente, andando in pensione, si ritroverà ancora di più con uno svuotamento e con le competenze di questi ragazzi, che sono veramente meravigliosi, perché le competenze che hanno i giovani noi non riusciamo e non riusciremo assolutamente ad averli. E peraltro l'idea che inizialmente era stata contestata, per esempio, dal presidente Berlusconi, di mettere queste figure di ministri, no? Perché inizialmente si sembra come sempre le stesse persone, invece è stata proprio una scelta del Presidente di mettere quelle persone che già erano in grado, sin dal giorno successivo al giuramento, di sapere cosa fare, perché erano stati a livello ministeriale, avevano già avuto il ruolo di ministro, e quindi sapevano ed avevano le idee chiare
sul cosa fare. Infatti sono stati operativi nell'immediatezza, non c'è stata quella fase di organizzazione, di inserimento, perché loro l'hanno completamente bypassata, sono stati come sempre puntuali, precisi, concreti. Sì, ricordiamoli, sono Maria Stella Gelmini per gli affari generali e l'autonomia e Mara Carfagna con la delega per Sud, una delega importante. Ecco, sì. Secondo lei incideranno in qualche modo nel governo Draghi? Ma io, io spero, dico, qui parliamo di alta politica e quindi insomma, ma io sono certa che proprio perché sono donne, ma anche il Brunetta, insomma, certo, tutti e tre i ministri che sono stati indicati sono persone che hanno autorevolezza, grande esperienza, grande spessore, e quindi è chiaro che non daranno un contributo costruttivo, non si può, come dire, demandare questi ruoli così importanti a chi non ha esperienza, a chi non ha come dire, un trascorso amministrativo, perché poi il rischio è proprio quello di fare un flop e di rimanere ingabbiati all'interno delle dinamiche amministrative senza comprenderne come uscire, e si rimane in situazioni di stallo senza riuscire a portare nulla di buono. Io sono certa che i nostri ministri forzisti si distingueranno. In particolare la Carfagna, che ha questa delega importante per il Sud e quindi riguarda il nostro territorio. Lei ha avuto magari modo di abbiamo in programma, no, noi abbiamo avuto una videoconferenza per un brevissimo periodo, ma su altre tematiche, ma l'idea anche della nostra coordinatrice nazionale Polidori è proprio quella di fare un incontro programmatico con la Carfagna per cercare un pochino di avere un supporto anche da parte di lei. Ha avuto un ruolo importante recentemente nella protesta dei sindaci, mi riferisco a diversi sindaci anche della nostra provincia che sono stati ricevuti proprio dalla Carfagna per le risorse del recovery plan, per le risorse che di fatto che sembrerebbero insomma essere stati un po' penalizzati, specialmente i comuni del Sud, e quindi però ci sono tutti, hanno avuto diciamo delle rassicurazioni in tal senso, che quindi verrà aggiustato il tiro e che comunque sicuramente la situazione verrà recuperata. La questione era che una parte del recovery plan era stata tagliata per delle risorse al solito che erano state dirottate al sud, che erano state dirottate al nord. E purtroppo il Sud è sempre stato un po' penalizzato onestamente, quindi devo dire che la Sicilia, pur essendo un'isola azzurra, io mi sarei aspettato onestamente un ministro nostro del Sud, giusto, perché la Sicilia è veramente una regione al Sud ed è quella che ha fatto sempre la differenza nelle competizioni politiche. Però purtroppo questa volta non è andata bene per noi, ma diciamo che la Carfagna comunque è una ministra del Sud, perché lei insomma le sue origini sono del Sud, del Sud Italia, quindi farà sicuramente dei percorsi che ci agevoleranno. Il partito a livello regionale si è notevolmente rafforzato. Diverse sono state le adesioni, una tra le tante, la ricordo, è quella dell'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, che insomma ha deciso di seguirvi nel percorso politico. Questa è stata insomma anche altre, insomma, l'onorevole per il gruppo parlamentare si è particolarmente arricchito di 3 presenze femminili importanti, perché su Palermo c'è l'onorevole Caronia, su Enna c'è la Luisa Lantieri. Ad Agrigento c'è stato l'ingresso di Margherita e la Daniela Ternullo per quanto riguarda la provincia di Siracusa, quindi diciamo che è una presenza abbastanza, e Bernadette Grasso poi a Messina, quindi dico c'è una presenza abbastanza capillare Ecco, come mai, come valuta lei questa adesione, diciamo, al percorso politico di Miccichè
di queste donne, di queste parlamentari, perché poi alla fine ci si rende conto che in effetti Forza Italia è quella che valorizza le donne, è quella che dà spazio alle donne, quindi secondo me se una donna crede nella politica, crede nel suo ruolo, Forza Italia è quella che comunque dà questa non dà solo la visibilità, ma crea le condizioni per poter andare. Cioè, non dimentichiamoci che le senatrici sono tutte e due donne, non è un caso, la Siracusano, la Papateu, insomma sono, diciamo, la Giammanco per Palermo, sono tutte diciamo deputate e senatrici che sono donne. E lì sono, come dire, nelle liste vengono indicate, quindi evidentemente c'è stato un investimento su queste figure, su queste persone, e quindi si è voluto, come dire, investire sulle donne, altrimenti sicuramente ci sarebbero stati tanti uomini che invece sono rimasti sicuramente C'è chi si aspettava la Prestigiacomo, figura storica di Forza Italia, magari come ministro. La Prestigiacomo è una donna, per esempio, è un'azzurra storica. Ai tempi di Alfano, ricordo io l'ho intervistata. Era una ministra per le pari opportunità, è venuta anche qui, è stata premiata in un'iniziativa, il premio Mimosa d'Oro, ed è una donna che si è sempre spesa per noi donne. Ricordiamoci che il 1522, che è quella campagna a livello che inizia negli anni 90, per il contrasto come numero, diciamo, di emergenza per segnalare le violenze, nasce con la Prestigiacomo, quindi è una donna che si è sempre spesa e che ha sempre creduto in una politica solidale verso le donne. Quindi, recentemente voi avete fatto, anche lei come coordinatrice regionale, avete dato il vostro apporto e sostegno alla politica di Miccichè, ecco, c'è stato un comunicato. Sì, c'è stato un momento di defiance, diciamo, era stato criticato, era stato un po' criticato, invece noi l'abbiamo sostenuto. Rappresenta sempre, diciamo, Miccichè è il nostro Forza leader. Italia in Sicilia, no? Esatto, io non riesco a vedere un partito senza Forza Italia, senza Gianfranco Miccichè, perché è il presidente del partito. E poi quello è un leader, cioè nel senso che c'è questa identificazione ed è una persona che comunque è uno stratega, cioè perché poi alla fine riesce sempre a portare ottimi e bellissimi risultati. La politica si fa con i numeri, con i consensi, e lui riesce sempre a portarli in cassa. E il fatto che delle donne hanno aderito a Forza Italia è significativo dà spazio, perché Gianfranco è un uomo, è un leader che crede anche lui nel valore delle donne, ed è uno che dà spazio alle donne, quindi è grazie a lui che c'è questa presenza anche così massiccia di adesione all'interno del partito, perché tende a valorizzare, e quindi è chiaro che ognuno poi si identifica con le figure e ha le figure di riferimento che tendono chiaramente a dare spazio e a non a mortificare. Lei recentemente ha nominato 3 coordinatrici di Agrigento. Mi riferisco a Patrizia Marino per nei dipartimenti. Dei dipartimenti, scusi. Patrizia Marino, la Coletti per l'agricoltura, Patrizia Marino per l'istruzione. Per la formazione, l'istruzione, la Maria Rosaria Coletti per l'agricoltura. Un'altra per la sanità. E per la sanità la dottoressa Tornabene. Ecco, che ha avuto un'esperienza, diciamo, all'ospedale di Agrigento. Sì, la dottoressa Tornabene. Anche questo cosa vuol dire? Cioè, e anche lì sono... Il dipartimento che funzione ha? Allora, il dipartimento è sempre un dipartimento, i dipartimenti hanno un'entità a sé stante, per cui ci sono i responsabili regionali dei dipartimenti per diverse tematiche. Anche qui Azzurro Donna è stata chiamata in causa nel dire: individuate in ogni dipartimento un'azzurra, in maniera che per ogni tema ci sia la presenza di una donna che guardi in maniera specifica alle tematiche e alle problematiche
al femminile, quindi guardare la sanità sotto l'aspetto femminile, l'agricoltura rispetto a quelle che sono le tematiche del mondo femminile, e quindi guardare all'agricoltura rispetto a quello che sono le imprenditrici, certo. insomma guardare quindi ed evitare che questi dipartimenti portino avanti iniziative senza tener conto di quelle che sono le esigenze, diciamo, della donna, perché si cerca di, come dire, di fare un investimento, siamo dell'altra parte dell'universo, ecco, e quindi incominciare ad entrare a pieno titolo in tutti questi contesti anche politici che si vanno strutturando. Però in questa strutturazione che si va facendo individuare quindi uno spazio specifico per la donna. Poi dico, possono anche esserci i dipartimenti che sono demandati già alla donna, però è giusto che ci sia comunque, a prescindere, la presenza delle Tra l'altro azzurre. erano delle donne che si erano spese fattivamente in politica proprio con la loro candidatura. Sì, certo, Patrizia Marino è una di queste Coletti, che si è mi pare spesa, che la figlia, la Coletti la credo, figlia, credo, no, se non la ricordo Coletti male. no. No, La diciamo, Coletti no, la Coletti peraltro è una donna che ha una grande esperienza nell'ambito dell'agricoltura, sì. però vive a Catania e quindi è una donna peraltro napoletana, quindi poi viene L'ho qui per motivi di conosciuta durante lavoro, una quindi riunione. Sì. però dico, anche lì ho cercato di individuare persone che potessero veramente distinguersi e dare un contributo concreto. Tra le iniziative c'è stato il vostro impegno sul tema della violenza della donna, come Sì. accennava poco fa alla festa, Sì. per la festa della mamma, avete Sì. insomma voluto dare abbiamo- la vicinanza proprio alle donne vittime di violenza familiare, un tema che purtroppo quotidianamente assistiamo E che a purtroppo questi fatti che si verificano, ed è sempre la donna ad essere a soccombere, diciamo onestamente, insomma, in e tutta ancora Italia, di più, dovunque, ogni non è, giorno. guardi, la violenza che Perché succede viene questo? sulle donne è una questione talmente delicata e complessa, perché non vede contesto, non vede cultura, ma è diciamo diffusa su tutti, cioè, e quindi è difficile, perché poi c'è una situazione di grande omertà, cioè anche la donna che subisce violenza ha la difficoltà a denunciare. E quindi questa condizione di omertà, come dire, non fa emergere veramente quelli che sono i dati drammatici, e ancor di più in questa situazione di pandemia, laddove la donna si è ritrovata chiusa, possibilmente perché la violenza spesso è all'interno del sistema familiare, Moltissimo. e quindi in una situazione di pandemia la donna lì si è trovata veramente in grandissime difficoltà, e c'è stato infatti da un lato un calo delle denunce, delle telefonate ai numeri di emergenza, perché non potevano fare neanche questo, e quindi inizialmente si cercò di escogitare anche dei modi per, come dire, essere nascosti all'uomo e nello stesso tempo dare gli input alle donne per dire ti possiamo aiutare con questa modalità. Perché purtroppo c'è anche la sfiducia da parte delle istituzioni che non sostengono la donna dopo la denuncia, e quindi la preoccupazione di rimanere da sola. Dall'altro lato c'è anche, come dire, la vergogna a denunciare, perché pur subendo la violenza, paradossalmente, ed essendo vittima, si vive con una sorta di vergogna. Io infatti, quando spesso succede nelle televisioni di guardare le interviste, le donne si nascondono, si coprono, e questo è perché si devono coprire, come a vergognarsi. Cioè io dico, non c'è vergogna a subire la violenza, ma si deve vergognare la persona che l'ha posta in essere la violenza, e quindi riuscire a scardinare questa omertà, questo silenzio che diventa ancora più pericoloso, è un grosso problema, e quindi bisogna parlarne, bisogna educare anche alle nuove generazioni, perché non si parla di violenza, nelle scuole non sono temi che vengono affrontati, e purtroppo le nuove generazioni da un lato
Ci sono le ragazze che assolutamente, giustamente, non intendono subire, come possibilmente è stata nella mia generazione, e dall'altro lato c'è la mentalità maschilista del ragazzino che ancora è strutturato con questa mentalità che non si riesce a sradicare, per cui bisognerebbe veramente fare un investimento importante educativo per le nuove generazioni. In questo senso avete fatto poi un appello al coraggio delle donne di denunciare, appunto. Tra l'altro, volendo fare un'analisi, è un fattore che interessa sia i giovani che anche gli anziani. Abbiamo visto addirittura atti delittuosi fatti da gente oltre i 70 anni, cioè che ancora per motivi di gelosia hanno ucciso la propria moglie, o casi come quello di Grillo, per esempio, del figlio di Grillo, che in questi giorni sta occupando tutte le testate perché nazionali. tende a sdrammatizzare un fatto che è comunque drammatico, esiste, quindi diciamo. Ma la cosa grave, il messaggio che passa peraltro è che è come se la ragazza dovesse difendersi dall'aver subito violenza, perché la mentalità è un po' come te la sei andata a cercare tu, sì, perché ti trovavi in quel contesto, oppure perché avevi la gonna corta, eri consenziente, e tutto questo sicuramente ci fa tornare indietro, perché una ragazza che vive già la difficoltà di affrontare la questione con i propri genitori e quindi che non è facile, e si trova anche poi a dover subire queste aggressioni, nel senso di sentirsi quasi colpevole due volte per avere subito la violenza e colpevole per averla quasi cercato, non averla evitata, ed è un messaggio devastante, è un messaggio gravissimo, e quindi questo va sradicato. Anche il messaggio di Grillo che accusa la ragazza di avere denunciato dopo diversi giorni. Anche questo, insomma, ma infatti, è significativo, è significativo perché da un lato la norma consente proprio di poterlo fare dopo diversi giorni, perché chiaramente bisogna anche comprendere, capire quello che succede, e quindi da un punto di vista normativo si fanno i passi avanti. Il problema è che la norma purtroppo alla norma non segue il cambiamento culturale, e questo è un tipico esempio di come prerogative che prima non c'erano oggi ci sono, però poi l'atteggiamento dell'uomo è quello di, è un po' come quando vengono, non so, tanti anni fa ci fu una sentenza eclatante di un violentatore che ebbe una attenuante perché la ragazza aveva i jeans, cioè dico, questo è stato veramente uno scandalo e un'offesa all'intelligenza della donna, del genere umano, perché è offensivo poter pensare che il modo di vestire può incidere sul fatto di essere violentato, di essere abusata. Dico, ma siamo veramente all'era della preistoria, c'è da vergognarsi. Ecco, in questo caso le istituzioni, le scuole, mi riferisco in particolare, dove diciamo si forma proprio il carattere, si forma la pianta, insomma, di chi poi diventerà uomo, cosa dovrebbero fare secondo lei per cercare di dare un po', ma dovrebbero dedicare a processi educativi con incontri, con filmati, con proiezioni, per far conoscere il fenomeno alle nuove generazioni, e quindi parlarne. Bisogna che i soggetti che si occupano di queste situazioni vadano nelle scuole con incontri programmati per educare, quindi per formare. Secondo lei se ne parla poco, insomma? Non se ne parla proprio, guardi, non se ne parla proprio, stiamo andando indietro, non se ne parla proprio, perché ancora c'è molta vergogna nel denunciare, c'è un tabù, si subisce silenziosamente, proprio perché ci sono troppi pregiudizi. Insomma, la violenza sessuale è un tema di cui non si parla completamente, che è ancora in particolare nelle scuole. È ancora un tabù, non si parla nelle scuole, invece
E si è andata indietro, perché io ricordo che anche 10 anni fa c'erano delle realtà più consolidate e io ricordo che andavo nelle scuole accompagnata da altri operatori ad incontrare i ragazzi, poi un po' queste cose c'era una maggiore perse. presa di coscienza, forse. Io ricordo che anche quando la volontà andavamo a scuola noi c'era anche un movimento, c'era una presenza anche femminile più forte, forse poi negli anni è andata scemando questa consapevolezza proprio. Si è scemata secondo me non tanto la consapevolezza, cioè si è scemata perché c'è la finta consapevolezza che il problema non esiste più, la finta consapevolezza che siamo in una condizione di parità, ma sono soltanto delle falsità. E siccome fa comodo dire che noi abbiamo gli stessi diritti, che abbiamo le stesse opportunità, che non c'è più questa differenza di genere, perché fa un po' comodo a tanti, allora si preferisce non parlarne più. E sono solo, diciamo, ovattate in false verità, ma così, e quindi non se ne parla più. Ecco perché stiamo andando indietro sotto l'aspetto culturale e anche di emancipazione. Però ci scontriamo con le nuove generazioni, perché le ragazze non comprendono poi le difficoltà e gli ostacoli e non li vogliono, e giustamente io ripeto, non li vogliono, non sono disposte a subirle. Che una ragazza che studia fuori, che ha fatto un percorso di vita formativo, poi bisogna spiegarlo perché nell'inserimento lavorativo ha più difficoltà rispetto al ragazzo, perché la ragazza viene esclusa, perché non c'è un investimento sulle donne, sulle strutture che devono accompagnare la donna nei processi educativi, nelle gravidanze. Non si sono fatti investimenti seri. Dico, il servizio militare non esiste più, ma il servizio militare ad esempio aveva una premialità quando c'erano i concorsi, no? C'era il servizio militare, si dava il punto in più. La donna che aveva avuto la gravidanza aveva avuto la punizione perché usciva dal mercato del lavoro e ancora oggi esce dal mercato del lavoro, non c'è un investimento, non c'è una premialità e questo è grave. Quindi quello che si vive a scuola si è poi, diciamo, traslato nel mondo del lavoro. Certo, è chiaro, tutto si ripercuote poi nel mondo del Senta, lavoro. voi vi siete interessati anche di famiglia con una iniziativa con il senatore Tajani, con una conferenza stampa il ruolo della famiglia nella società. Vi siete anche interessati di questa iniziativa? E questa è un'iniziativa che ha fatto una mia collega con Tajani, è una coordinatrice di un'altra regione. Hanno fatto una conferenza, una videoconferenza con questo tema proprio come investimento sulla famiglia. Probabilmente, io devo dire onestamente che non l'ho seguita questa videoconferenza. Ma è chiaro che però è chiaro che ci si lega sempre, quando noi parliamo di famiglia, è chiaro che ci rivolgiamo alla famiglia in una concezione allargata e anche di rete che vuole essere a sostegno della famiglia, no? Perché demandare tutto come il ruolo accuditivo alla donna in un momento, anche qui diciamo in un momento di pandemia dove la donna è tornata a casa a lavorare, no? E lì bisogna comprendere bene se questo è un momento, è un'opportunità o è una trappola. Perché la donna si è ritrovata a casa a continuare a lavorare, a badare ai figli, a far fare i compiti ai figli, a badare alla casa e ci doveva essere il pranzo pronto, quindi tutte le incombenze familiari sono ricadute al 90% sulla donna con il carico di lavoro che comunque doveva lavorare, perché non è vero che la modalità dello smart working non ha fatto lavorare con più difficoltà, con maggiore diciamo complicanze abituali, perché io prima andavo al lavoro, mi facevo alle 8 alle 14, uscivo e avevo e invece in questo modo io ero reperibile sempre e con il carico di una situazione familiare che andando fuori in ufficio non avevo, quindi attenzione a questo smart working perché potrebbe tradursi in una trappola e quindi a farci tornare anche qui veramente indietro, perché chi come donna non ha mai provato il sollievo di dire meno male che me ne vado a lavorare ed esco fuori, no? E invece qui ci viene tolta pure questa possibilità perché restiamo a casa, quindi dico attenzione.
Dottoressa, lei avete tenuto anche un tavolo tecnico sul tema del sostegno psicologico nelle scuole? Sì. Per l'istituzione dello psicologo di base che è organizzato da Azzurro Donne Palermo. Sì. Ecco, diciamo un esperimento che durante il Covid ho saputo che alcune scuole c'è stato proprio un bando di inserire alcune figure di psicologo dovute al Covid, ecco, un'iniziativa sicuramente diciamo nuova, devo dire che le scuole, ecco, la funzione del psicologo in questo caso in una scuola come la vede lei? Importantissima, fondamentale, perché da noi c'è ancora il retaggio che chi va dallo psicologo ci va perché è un po' fuori di testa. Cosiddetto strizzacervelli. Sì, e quindi ci va chi è fuori di testa. In realtà la figura dello psicologo all'interno delle scuole è importantissima, perché i ragazzi devono incominciare ad avere un riferimento con cui aprirsi, con cui confidarsi, a cui dire le proprie difficoltà, e che sia esterna, diciamo, al sistema scolastico. E quindi avere un supporto in un momento di disagio è di fondamentale importanza. Noi dobbiamo considerare che ci sono realtà di scuole che sono con una popolazione di comuni, cioè certo, ci sono scuole con 1600, 1700 ragazzi. E questi istituti che hanno questa utenza, diciamo, di studenti e non hanno il supporto con tematiche, ogni ragazzo ha un suo vissuto, una sua situazione familiare più o meno complicata, quindi avere la possibilità di poter usufruire di un aiuto, di un sostegno, di un appoggio è di fondamentale importanza. Peraltro in passato le scuole, attraverso lo sportello dell'orientamento, avevano questa figura ed era stato di grandissimo aiuto. Adesso la stanno recuperando, non tutte le scuole l'hanno, diciamo, hanno colto questa opportunità attraverso i progetti. Ma io vado oltre, io dico: perché bisogna avere il medico di famiglia e non affiancare il medico di famiglia allo psicologo, o al pediatra affiancare anche la figura dello psicologo convenzionato? Perché è chiaro che c'è una necessità, ci sono dei disagi e tutti questi disturbi che hanno gli adolescenti, disturbi dell'alimentazione, cioè dico, perché non invece incominciare ad individuare questa possibilità e di avere così, di sentire il bisogno di parlare liberamente delle proprie difficoltà con una persona. Anche perché questa emergenza Covid ha messo veramente, come dire, ha portato a rischio l'equilibrio mentale di ognuno di noi, gli adolescenti per un verso, noi che siamo adulti per un altro. E allora perché non sperimentare in questa fase? Perché comunque ormai lo psicologo è una figura importante e sappiamo tutti quanti come può essere di aiuto in situazioni che poi prevengono situazioni di disagio ulteriori. Quindi è anche un modo per prevenire e quindi investire, disagio familiare, disagio anche certo, sulla violenza delle donne, giovanile, sul bullismo, insomma, creare una figura di riferimento. Si parla di questi fenomeni che sono ormai, diciamo, dilaganti nella nostra società, anche questa fase, come dire, l'isolamento delle generazioni, no? Cioè la difficoltà di fare vita di gruppo, si tende a stare troppo da soli e a giocare con il telefonino, e questa è una difficoltà sicuramente, è un'incapacità a relazionarsi, di comunicare con l'altro. E allora, se la società di oggi è strutturata verso questi disagi che sono ormai conclamati, allora perché non incominciare a discutere quantomeno e a dare una ipotetica soluzione? Si può anche sperimentare per un periodo breve e capire se poi queste figure riescono veramente ad essere di contrasto a certi fenomeni. Del resto è anche un modo per prevenire. All'interno di una scuola sarebbe all'interno di una scuola è fondamentale, perché si creerebbe una figura anche di fiducia, e poi chiaramente lo psicologo, grazie alla sua esperienza,
può già individuare determinati caratteri certo, strani all'interno certo, e dell'individuo, prevenire un del disagio che ragazzo. poi, prevenire Infatti. una difficoltà che poi sfocia in un disagio che più si va avanti è più difficile da affrontare e da sradicare. Però non è facile perché ci sono problemi, cioè Ma tutti speriamo che il nuovo concordiamo, governo continui in si questo concorda tutti esperimento. sull'utilità della figura, però di fatto poi, come dire, bisogna far sempre un po' i conti con le risorse Certo, economiche, e certo. quindi però l'idea di uno psicologo convenzionato non è assolutamente peregrina, anzi io credo che in una società come quella nostra sia di fondamentale Voi vi importanza. siete occupati anche di Covid recentemente con delle iniziative, credo che avete fatto anche una webinar in questo tema sul Covid-19, sulle problematiche, sulla E, riapertura in tempo di Covid, no, noi abbiamo voluto se non ho fare, letto male. no, noi abbiamo voluto fare questa serie, cioè sono stati Sì, tutti degli eventi che abbiamo fatto a sì, 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 marzo, sì, sì. che avevano questo Anche titolo con del riferimento Covid, con il all'immigrazione, riferimento del anche. Covid, però poi di fatto sono state delle iniziative, diciamo, variegate che poco erano, diciamo, attinenti alla situazione del Covid, ma ci siamo imposte il mese di marzo di dedicarlo alla donna attraverso tutta una serie di iniziative a cui si è dato questo titolo, no, del Covid, emergenza epidemiologica, però è stato proprio un modo per distinguere, diciamo, il mese di marzo, dedicarlo alle donne attraverso tutta una serie di Vi siete anche convegni da occupati remoto. di tutela delle richiedenti asilo, vittime di violenza E quello lo facciamo a all'interno. livello, quello lo possiamo fare quando, diciamo, ci viene, come dire, segnalato qualche caso e allora cerchiamo di intervenire, ma così come soggetto con un impegno Certo, volontario, perché certo, chiaro. di questo si tratta, ecco, ma non abbiamo proprio, perché purtroppo non essendoci risorse, diciamo, riusciamo a fare, ma non riusciamo a fare tutto quello Quindi che come noi vede lei vorremmo. questo percorso, questa apertura anche di Berlusconi, giusto per avviarci alla conclusione, che ha voluto fortemente aprire alle donne, ne abbiamo già parlato, con la presenza anche di diverse figure femminili importanti nelle istituzioni? Ma perché il presidente comunque è consapevole dell'importanza del ruolo della donna e ha sempre investito politicamente parlando sulle donne. Perché comunque ci sono delle differenze tra l'uomo e la donna, cioè l'uomo e la donna sono diversi, ma è proprio dalla differenza e dall'emersione di questa differenza che può, come dire, nascere qualcosa di più completo, no? E quindi avere una visione più completa, più concreta nei diversi aspetti, sia del mondo femminile che del mondo, cioè vedere le cose da diverse angolazioni, non solo con l'occhio dell'uomo, ma avere la donna che affianca e nel dire tu guardi in un modo ma ci sono io che guardo in un altro modo, dall'unione viene qualcosa di più completo, no? E quindi l'investimento che il Presidente ha sempre fatto sulle donne scaturisce proprio da questa convinzione di considerarci un valore aggiunto rispetto Alla figura maschile. all'approccio e alla figura maschile, al mondo politico, e quindi proprio perché ci considera un valore aggiunto ha cercato in Insomma, tutti i lei è modi. fiduciosa in Io sono questo? molto Sì. fiduciosa, sì, altrimenti se non ci avessi creduto No, non lo no. avrei neanche accettato, perché non è un ruolo semplice ed è un ruolo che mi sta impegnando molto, però io ci credo, lo faccio con entusiasmo e quindi spero che poi alla fine di questo periodo alla fine di questa esperienza possa ritenermi C'è il giusto soddisfatta. approccio delle giovani donne verso la politica, secondo lei? O c'è una sorta di Allora, i apatia? giovani Mi no, riferisco sempre no, alla no, no, politica, no, 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 vedo, sì, lo noto no, anch'io i spesso. giovani si sono molto allontanati dalla politica perché sono stati molto penalizzati dalla politica, perché non si è investito sui giovani, non c'è Sì. stato una politica che ha saputo investire concretamente sui giovani. Allora, se lei pensa che un ragazzo che si laurea
e finisce il percorso di studi a 23 anni e che se esce 23 anni andando bene, io faccio l'esempio, purtroppo sono una mamma fortunata e quindi faccio diciamo più sui 25. Perfetto. Se lei considera che poi a 29 anni questo ragazzo è già considerato dal mercato del lavoro un adulto vecchio, faccio a lei un po' i conti, certo. Cioè se ci sono i bandi che praticamente chiedono nella partecipazione 3 titoli l'esperienza pregressa, ma se vogliamo inserire un giovane, ma che esperienza pregressa deve avere questo ragazzo? E quindi non c'è un investimento serio sui giovani e quindi poi non ci possiamo lamentare se questi ragazzi se ne vanno, perché vanno via i migliori, sono andati via i migliori purtroppo. I migliori cervelli non sono più qui da noi e noi come genitori siamo stati derubati di una cosa importantissima che sono i nostri figli. E li dobbiamo anche mantenere, dobbiamo poi comprarci la casa perché il giovane fa radici. Abbiamo fatto noi 5 anni di università. Abbiamo fatto un investimento importante economico sui nostri figli perché li abbiamo cercato di assicurare loro uno studio, un percorso di studio. Abbiamo fatto un investimento economico, un investimento affettivo importante. Ma se lei guarda la nostra città oggi, è una città spenta, i palazzi sono spenti, eppure ci sono questi, ed è un contrasto con la cultura che abbiamo noi del mattone, no? Del costruire queste case per i nostri figli, ma i nostri figli non ci sono, i nostri figli sono andati via. Per comprare I nostri figli sono andati via e questo è un paradosso, è veramente un fallimento di tutti quanti noi. Questo è il più grosso fallimento. Purtroppo. Vorrei chiudere con l'ultima domanda. Ecco, giorni fa c'è stato un sondaggio, un articolo di un quotidiano regionale siciliano che lanciava l'idea perché non un presidente della regione donna, o quantomeno un candidato a presidente della regione donna. Magari. Ecco, lei come... Ci sono stati... Nella tua intervista, insomma, vari punti di vista, però... Ecco, magari, ma bisognerebbe già, come dire, una figura di una presidente donna per la regione Sicilia sarebbe una cosa meravigliosa, mai succede. No, candidata non per il centrodestra, c'è stata la Borsellino che si è candidata. Sarebbe bellissimo, però, come dire, il presidente della regione è un ruolo veramente forte, complicato e quindi non si improvvisa dall'oggi al domani, ma bisogna fare un investimento che già... Chissà, insomma. Ci deve essere un investimento forte, però... Me lo lasci dire, noi donne abbiamo una marcia in più, orgogliosamente contenta di essere donna, perché abbiamo la capacità di organizzare, di affrontare più cose contemporaneamente, senza venir meno ai nostri doveri, quindi abbiamo anche un rigore diverso, siamo meno disposte come dire, al compromesso, non perché siamo rigide, però quando ci crediamo nelle cose che facciamo e quindi se abbiamo dei principi che ci muovono difficilmente, come dire, non li riconosciamo più per scendere a compromessi con altri, quindi siamo più lineari, siamo più schiette, forti, e siamo meno... come dire, siamo meno inserite in contesti che ci consentono ancora oggi di poter alzare la testa e dire io non ci sto. Meno influenzabili, insomma. Meno influenzabili. Vabbè, noi ci auguriamo, chissà, magari la dottoressa Testone possa anche ambire. se mi vuole prendere in giro, allora io mi accontento dei ruoli che ho avuto, sono veramente contenta e per me, anzi ringrazio il presidente Miccichè che mi ha dato questa fiducia, questa bellissima opportunità, ma anche la mia coordinatrice nazionale, la Polidori, perché comunque questa è un'esperienza molto bella e quindi io spero di non deludere le aspettative di chi mi ha dato questa fiducia.
qualcosa per l'onorevole Gallo, insomma, che rappresenta il partito ad è il mio Agrigento, riferimento, spendiamolo, è il no? mio riferimento, Insomma, sì, l'onorevole Gallo, ruolo, assolutamente sì, è Riccardo lui, anzi è Gallo, proprio lui che mi suggerisce, assolutamente sì, l'onorevole Gallo è il mio riferimento chiaramente politico sul territorio, è lui che mi ha suggerita e quindi che mi ha proposta. Se non ci fosse stato questa sua indicazione io non avrei avuto questo ruolo, e quindi per questo gli sono assolutamente grata. Bene, io la ringrazio, dottoressa Tessone, di questa intervista che lei mi ha concesso. Mi ha fatto tanto piacere perché abbiamo parlato proprio di tante donne, del ruolo delle donne, insomma della sua azione all'interno del coordinamento regionale di Azzurro Donna. Ringrazio i nostri telespettatori, la trasmissione andrà sul canale 92 del digitale terrestre, quindi in streaming sul sito televideagrigento.tv, e poi sarà caricata per poterla rivedere comodamente a casa sui social di TVA, su Facebook e su YouTube. Grazie, una buona serata. Grazie a voi per l'invito, grazie a voi.